destination unknown, known, 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 known. Ciao a tutti piaderoli, visto che vi è piaciuto molto l'ultimo video che ho caricato di Warcraft 3 Reign of Chaos, l'inizio della campagna con gli orchi, allora come ve lo ripropongo già il capitolo 2, tanto l'ho già giocata, i primi capitoli sono più facili quindi li carico un pochettino più velocemente. Si chiama il capitolo 2 La lunga marcia e adesso vedremo subito in cosa consiste. Andiamo intanto a vedere, diciamo, l'introduzione. Una terra aspra e bellissima, molto simile al luogo da cui proviene il mio popolo. Sì. Noi Tauren abbiamo sempre nutrito un profondo rispetto per le opere della madre terra. Esistono destini molto peggiori che vivere liberamente nelle pianure, giovane capo. Forse. Piace molto In ogni caso Cairn. la mia gente merita una patria, Cairn. Come tutti. Capo, abbiamo intercettato un'orda di predoni che si dirige verso di noi. Cairn, i Kodo sono affaticati e devono riposare. Perché non rimani qui a proteggere la carovana mentre noi cerchiamo un'oasi accogliente? Non devi preoccuparti per me, ragazzo. Sono vecchio, ma so cavarmela. Bene, a posto. Quindi non ci dobbiamo preoccupare di lui. Ecco qua, ritorniamo con il nostro capo Thrall. E adesso vi spiego un attimino come funziona un pochettino questa missione. Facciamola finita. Praticamente questa carovana dei Tauren va portata fino alla terza oasi, che mano a mano noi in questo percorso raggiungeremo. Adesso ci stiamo dirigendo verso la prima e comunque arriveranno sempre più orde di questi bagagli qua. E nessuno intralci il nostro cammino. Che sono qua i famosi centauri del capitolo precedente, insomma. Cosa vuoi che faccia? Quindi arriveranno sia da davanti che da dietro, ovviamente, non solo da davanti. Quindi non è molto facile come missione. Adesso ovviamente c'è Cairn con i suoi Tauren dietro che mi parlano, ecco appunto, la carovana dietro, e io invece vado avanti liberando la strada. Sono il capo. Vale, anche questo è morto. Non coglieranno i Tauren di sorpresa. Bravissimo. Per cui adesso cerco di dirigermi il prima possibile verso l'oasi e poi dopo con calma mi esploro questo tratto dove se ci sono oggettini da prendere, eccetera. Questa è la famosa carovana, sono 4 bestie Kodo. Gli spiriti sono impazienti. Devono arrivare, almeno una deve arrivare fino alla terza oasi e se muore Cairn, mi sembra, o se muoiono tutte e 4 le carovane, perdiamo la missione. Questo in buoni soldoni è l'obiettivo, insomma, del secondo capitolo. Adesso c'è già le unità un po' messe male, però comunque quando arrivi poi all'oasi c'è la fontana della salute. Vale. Quando poi arrivo alla fontana della salute della prima oasi, dopo me la rimetto a posto, insomma. Qui ritorniamo con la nostra lingua orchesca, che mi avete fatto notare che comunque nel Signore degli Anelli anche gli orchi avevano una loro lingua. Io mi sembrava solamente gli elfi, ma si vede che me la sono fumata come cosa. Quindi chi dovegna su detto delle cazzate nel capitolo precedente. Qui intanto Tauren sono fortissimi, sono l'unità praticamente più forte corpo a corpo che hanno gli orchi. Qui cerchiamo di non farci uccidere nessuna unità, almeno nel primo tratto, che è quello più facile. Poi quando i Tauren imparano l'abilità polverizza diventano veramente devastanti, che fanno danno a zona. Diventano tosti da tirare giù. Poi nel Frozen Throne dopo hanno aggiunto anche delle... Fai parte del gruppo Warzone, vero? Sì, capo. Hellscream ci ha invitati a cercarvi, ma ci siamo divisi dopo l'attacco dei Centauri. Niente paura, li troveremo. Per ora Dicevo. bevete dalla pozza. Gli spiriti di questo luogo vi faranno recuperare le forze.
Ottimo, che la fontana, ogni oasi c'è la fontana della salute, insomma, per riuscire a ripristinare la salute delle tue unità. Dicevo che poi nel Frozen Throne c'è anche un'unità di supporto, Mago Tauren, che li fa resuscitare. Quindi danno proprio, cioè ti danno adito a fare molte tattiche molto carine. Qui addirittura adesso fanno attacchi combinati sopra e sotto, sti maledetti. Infatti i pedoroli sono indeciso se tornare indietro per illustrare le parti che adesso ho saltato perché ho voluto andare direttamente all'oasi. Però mi sa che le vado a vedere. Allora, andiamo. Gli spiriti sono impazienti. Adesso spero anche la frequenza di attacchi non sia così elevata. Perché da solo Kaen là non può fare molto. Comunque Thrall rimane il mio secondo personaggio preferito. Il primo rimane Arthas cioè il cavaliere quando diventa però non morto. Anche se molti lo detestano perché comunque è un personaggio malvagio. A me piacciono sempre i personaggi cattivi come dico sempre, a me i personaggi cattivi delle storie piacciono sempre. Perché comunque ritengo che sia un ruolo non facile da fare quando vedo un personaggio cattivo fatto bene, mi affascina. Quindi. Hai ragione, amico. Ma guardate poi quei centauri là che sparano frecce infuocate quanto cacchio cavano, sono veramente tosti. Maledetti. Come i punti, tutti mi troll. Oh, qua c'è un bel oggettino, una pergamena della guarigione, molto utile. E qui riprendiamo la nostra impresa di demolizione. So che il 90% dei casi non mi danno un cacchio, ma tentare non nuoce. Le casse spesso e volentieri ti danno oggettini, ma le casine, anche se le si distrugge, non ce la fai a prenderlo. Anche se le si distrugge non è sempre, cioè, è raro che ti diano degli oggettini. Però succede, quindi per quello che lo faccio. Ok, torniamo indietro. Non dovrei aver ricevuto neanche dei grandi attacchi. Questo ovviamente arriveranno adesso. Ma no, ma dai. Kaer, non sei capace di difendere quella cazzo di carovana. Cioè vai giù, li mandi tutti giù i Tauren e su dopo rimangono scoperti. Dove cacchio andate? Venite qua, tornate indietro, va là. Già me ne sta per morire una di carovana, di bestia codo. Però con la fontana dovrebbero riprendersi. Boh, sarà lontana, non lo so. Adesso userò una guardia guaritrice per farla riprendere. Ok. Vediamo un pochettino. Beh, tanto le mie unità le faccio riprendere così. Ok, così dovrei prendere tutti. Perché non sale? Ma dai, è un'unità meccanica, ma dai. Da quando è una bestia codo che esce sangue quando muore un'unità meccanica? E queste sono quelle cose che non concepisco. Dove vuoi che vada? Vabbè, dai, che tanto anche se ce ne seccano una, basta che ne arrivi a meno una a fine missione, c'è la terza oasi che sono poi a posto. Ok. Adesso anche questo attacco è stato debellato, comunque vedete Pedroli attaccano veramente in una maniera abbastanza frequente. Ok, già che siamo qui vicino andiamo a vedere qua su cosa c'è. Ah, i Murloc. Ah, ecco come si chiamavano questi benedetti, questi uomini pesce qua. Mezzi pesci, mezzi rani, va a capire che cosa sono. Murloc. Poi sapranno loro cosa vogliono dire. Cosa vuole dire. Gli spiriti sono impazienti. Ok, adesso non dovrebbero attaccarmi intanto che se non ci hanno appena attaccato, non dovrei subire attacchi di nuovo alla carovana. Madonna. Torna indietro. Adesso ormai me la saccheranno. Ecco, una bestia coda è stata uccisa. Sono il capo. Perché Kaeren è incapace di difenderla. Cioè vanno giù tutti e sopra rimangono scoperti. Sono il capo.
Ok, rifacciamo riprendere di nuovo le unità. E che mi ha dato una massa di troll che sono veramente deboli a livello di punti vita. E non hanno neanche la rigenerazione, che è la loro abilità, che puoi ricercare. Quindi sì. Appena prendono 2 o 3 tozze sono già morti. Facciamola finita. Solo che se vado avanti così non vado più avanti qui. Quindi adesso mi sa che sarà meglio proseguire. Chi vuoi che uccida? E adesso se tanto mi dà tanto mi arriverà un altro attacco subito. Mantenere le formazioni. Dobbiamo proteggere i Kodo. Poi che intelligenza artificiale del ciuppolo. Cioè, c'hai la fontana della salute lì, perché non mandi i tuoi Tauren a mettere a posto, cioè a ripristinare la salute? Sono il capo. Se no, troppo facile. Sono impazienti. Cosa vuoi che faccia? Quindi io mi fido troppo della buona fede dell'intelligenza artificiale. Facciamola finita. C'è un Tauren che è già morto. Sono impazienti. Via dai, andiamo avanti che è meglio. L'onore. Cerchiamo di arrivare velocemente alla seconda ora, in modo tale che almeno subiamo meno attacchi possibili. Sono il capo. Quindi ogni 3x2 ne esce qualcuno. Quindi Come desideri. Sì. vedete, sono già lì che prendono le botte tra i troll. Una pergamena del mana, molto utile. Praticamente non ho unità con mana, c'è solo l'eroe che comunque con quella pergamena ci fa niente. Vabbè, non vedi niente, butta via. Gli spiriti sono impazienti. Ok, andiamo avanti, cerchiamo di pulire un pochettino la strada qua. Tanto dietro ci dovrebbe passare Gaia. Qui ce ne sono altri 3. E lanciano tutti fuoco. Che sono forti questi centauri, non sono mica deboli. Per ridurre subito un grunt così vuol dire che comunque cavano. Mantenere le formazioni. Dobbiamo proteggere i Kodo. Vabbè, salutiamo un Tauren. Bye bye. Gli spiriti sono impazienti. Ok. Intanto cominciamo, proseguiamo. Cerchiamo di... Via te. E salviamoci soprattutto le unità per l'ultimo pezzo. Dabu Loktar. Potremmo fare un dizionario allora di questa lingua loro, sinceramente. Sono il capo. Cioè tipo Loktar Ogar sarà l'attacco. Sono impazienti. Padrone? Sono il capo. Dabu sarà sì, o una roba del genere. Obbedisco, faccio. E Dranka, cos'era Dranka? Che era un saluto, una specie di saluto. Qui cosa c'è? Andiamo velocemente, tanto che arriva la carovana, andiamo a vedere cosa c'è. Altri centauri. Che cazzo sono? Era meglio mettere subito una guardia guardatrice perché... No. Vedete, sono già morti. Nel tempo 3 frecciate sono morti, sti cacchi di troll. Ne ho già persi 2. Bene che se li perdo tutti non è che è un gran danno. Speriamo che almeno ci sia un bel oggettino. Se ci pensa, bella. Oh, vedi che non ci vuole tanto dividere a dividere le unità. Tanto te da solo riesci, Kair. Quindi. Sono il capo. Ok, tiriamo giù le casine. Poi soprattutto devi traslocare un villaggio e ti porti 4 Tauren in croce. C'è una carovana importantissima per la sopravvivenza della tua tribù e ti porti 4 Tauren e basta. Salute a te, capo. Come possiamo aiutarti? Ecco i cavalcalupi. Spendiamo 2 parole su questa nuova unità, visto che comunque non c'era nel capitolo precedente. Allora, praticamente sono unità molto forti contro le strutture. Fanno danno come le armi d'assedio, insomma. E tolgono anche abbastanza alle strutture. Infatti vengono utilizzati molto in multiplayer, vengono utilizzati per una tattica mordi e fuggi, ovvero essendo anche veloci, cavalcando dei lupi, vengono massati, portati in base avversaria,
distruggono più strutture possibili e poi quando l'avversario ritorna in base, essendo molto veloci, riescono a scappare ma che vada perdendo un'unità. E l'avversario così lo mette in seria difficoltà. È una tattica che ho visto usare che comunque è efficace, se non sei torrettato per bene. E in più hanno un'abilità molto utile, che è la rete, questa qua, che primo tira giù le unità aeree, portandole a portata delle tue unità di terra. E invece un utilizzo che viene molto utilizzato nel multiplayer è che praticamente possono intrappolare anche l'unità di terra. Questo cosa serve? Che se l'avversario cerca di salvarsi un'unità ferita, portandola dietro la linea, cioè dalla prima linea, con la rete impedite che l'unità scappi via, potendola finire, quindi dando esperienza poi all'eroe. Perché siccome che comunque gli orchi in genere nella prima fase di gioco sono più forti delle altre, poi dipende dalle razze avversarie, però con gli eroi che c'ha, se ti prende 2 o 3 unità che erano un po' rimaste indietro, con la rete te le distruggono velocemente e possono scappare. Perché poi c'hanno anche l'oggettino della runa della velocità, come nel Frozen Throne parlo, sempre. Quindi sono utilizzati i cavalcalupi in genere. Era molto che non pasteggiavamo con carne di straniero. Ecco. Non sperateci troppo, signore mie. Quando i miei questi cavalcalupi sono vi forti. verranno abbattute, non avrete alcuna speranza contro di noi. L'oasi, finalmente. Questi sono forti, hanno la dormenta, hanno i tornadi. Catapulte Warsong. Basta. Possono tornarci utili. Facciamola finita. Gli spiriti sono Adesso mi servivano i troll. Solo che gli hanno messo quella cacchio di magia che gli toglie la precisione. Tant'è che muore con questa qua. Ovviamente adesso mi attaccano anche da dietro, bastardi. Mantenere le formazioni, dobbiamo proteggere i Kodo. Maledetti centauri. Vabbè, comunque siamo arrivati anche alla seconda oasi. Adesso faccio un attimo, distruggo le casine, poi faccio un attimo, mi aiuto qua, e faccio un attimo a riposare le unità. Comunque adesso mi ha dato, se avete notato, mi ha dato queste 3 catapulte, e adesso dopo vedrete anche il motivo. Però è comunque per presentare anche questa unità d'assedio qua, che è l'unità d'assedio primaria principale degli orchi. Ci stanno poi solo questi. Che è efficace, ovviamente, è inutile dirlo, contro gli edifici. Voi direte grazie al cavolo. Gli spiriti sono impazienti. Le armi d'assedio servono a quello. Ok, andiamo avanti. Direttamente, tanto. Ok, adesso farò una tattichina. Visto che tanto immagino già il motivo per cui me la date. Poi lo so perché l'ho già fatte queste missioni. Mando adesso, dopo che ho finito di uccidere questi cavolo di centauri, mando davanti i lupacchiotti in avanscoperta per vedere le posizioni delle torrette nemiche. Facciamola finita. Per poi distruggermele da lontano con le catapulte. Così facendo dovrei evitare di perdere molte unità. Allora, quanti ce ne saranno? Ecco, 2 lì. E poi tra l'altro sono quelle degli orchi, pensate. Gli spiriti sono impazienti. Ok. Dovrebbero 3 unità d'assedio così dovrebbero tirarle giù in tempi molto brevi. Ma muori. E quando rimangono con 2 di vita mi sta sulle balle. Facciamola finita. Mantenere le formazioni. Dobbiamo proteggere i Kodo. Sì. Intanto pensa alle retrovie. Io penso andare avanti, a liberare la strada davanti. E già ti dovrei solo accompagnare. Ne ho ammazzati più io che... Ce ne ho ammazzati l'80% io di questi cacchi di centauri. Ok, andiamo avanti così. Tanto i lupacchiotti sono un'unità create col mana dell'eroe, quindi anche se li perdo non me ne frega niente. Li posso sempre ricostruire. Poi mi attira quei cacchio di centauri in modo tale che non mi vanno ad attaccare le unità d'assedio. Poi ce ne sono una massa.
Quante cacchio sono? Non me ne ricordavo mica così tante. Si vede che è difficile. Sono impazienti. Ok, adesso ovviamente arriva. Facciamola finita. Ti serve qualcosa? Ah, ma ce n'è una anche lassù. Non l'avevo mica vista. Ecco, ho seccato un cavalcalupo. Fuga, fuga, fuga. Ecco, morto anche il secondo cavalcalupo. Ne è rimasto uno solo. Dobbiamo proteggere i Kodo. Ah, eccoli là, che Questo stanno arrivando. passaggio porta dritto a Mulgor. Ma temo che la carovana sarà attaccata prima di raggiungere l'altra parte. Lokregar Nogal. Guarda quanti attacchi abbiamo ricevuto. Cioè, al normale te ne arrivano la metà. O comunque molti Sono meno. il capo. Ok, ma adesso dovremmo esserci. Sono impazienti. Quelle dovrebbero essere le ultime in teoria. Però vedrò lì, bisogna che sia prudente. Andiamo sempre lupacchiotti. Vedi infatti. Ricordavo male. Ce ne sono addirittura. Ah no, ci sono anche un sacco di questi. Sono il capo. Ci sono anche una massa di centauri. Tutti arcieri. Ho seccato un altro cavalcalupo. Ma c'è solamente i grunt praticamente. Ma tanto siamo agli sgocci ormai. Ho usato l'oggettino per la difesa. Dobbiamo proteggere i Kodo. Che non posso assolutamente perdere adesso. Sono il capo. Ok, Facciamola finita. andiamo avanti veloci. Ormai sono finite tanto Sono il le torrette. Buono. Ok, quindi direi che praticamente Pedroli è fatta la missione. Tanto adesso c'è ancora le 3 bestie Kodo. Regar Nogal. Sistemo un po' le unità, poi adesso corro a difenderle. Sono il capo. Oh, fino in fondo rompono i coglioni, mamma mia. Lokregar Nogal. Lui ha perso metà dei suoi Tauren, erano 4. Facciamola finita. Potevo affrontarla meglio nelle parti iniziali, lì quando mi sono soffermato troppo sulla prima Osi, ma non mi andava di ricaricare la partita perché comunque dai, sono onesto sostanzialmente. Adesso mi dovrebbe dare il completamento breve, che la carovana è arrivata. E ci godiamo il finale cioè il filmatino finale della missione. Non c'erano neanche missioni facoltative, quindi l'abbiamo completata al 100%. Cairn, la carovana non farà mai in tempo. Sarà la madre terra a dare a questa marmaglia ciò che merita. Boom. Cioè, la Madonna. Cioè, con uno zoccolo ha tirato giù una montagna. Alla faccia della madre terra, il cavolo. Chuck Norris. Non ci disturberanno più. Ora, giovane capo, sei libero di riprendere il cammino. Verso l'oracolo. Di che si tratta? La leggenda narra che abbia veduto le trame del fato mentre la madre terra le intrecciava. Che Solo poeta. lui può mostrarti il tuo destino. Dove si trova? Lontano a nord, presso le ombrose pendici del monte Aijal, si trova Stontalon Peak. Troverai l'oracolo all'interno del bacino della vetta. Invierò i miei migliori Kodo ad aiutarti. Molto gentile. Grazie, Cairn. Non lo dimenticherò. Che la madre terra ti protegga nel tuo cammino, giovane capo. Grazie. Capo del Bluetooth clan lì. Tauren. Via, finita anche questa missione, Piederoli. Prima di salutarvi però, Piederoli, vi consiglio di vedere anche le altre 2 campagne che ho già fatto, quella degli umani e quella dei non morti. E anche il prologo. Adesso vi metterò i link di tutti e 3, in modo tale che così vi vedete per bene la storia e potete cominciare a vedere questa nuova campagna che sto facendo, sapendo già comunque cosa è successo prima, perché poi è tutta concatenata, fatta molto bene secondo me, per cui ve lo consiglio. E ovviamente vi metto anche la mappa del mio canale, perché almeno così vi potete vedere anche gli altri miei progetti, che magari non vi siete persi qualcosa e recuperate, insomma, dai. Per cui niente, vi ringrazio per l'attenzione. Se mi ritenete comunque un youtuber valido,
cioè, vi sarei grato se mi potete condividere, comunque se vi è piaciuto poi mettete mi piace, insomma sono le solite cose. Ovviamente se vi è piaciuto il video e se mi ritenete degno di tale onore. Per cui vi ringrazio per l'attenzione, grazie di aver guardato il video e alla prossima. Ciao a tutti piederoli!